Buona giornata a tutti dalla redazione sportiva. Analizziamo il campionato di Serie A dopo la 23esima giornata. Andiamo ai risultati: Atalanta Spal 2-1, Bologna Genoa 1-1, Chievo Roma 0-3, Fiorentina Napoli 0-0, Lazio Empoli 1-0, Milan Cagliari 3-0, Parma Inter 0-1, Sampdoria Frosinone 0-1, Sassuolo Juventus 0-3, Torino Udinese 1-0. Diamo un'occhiata alla classifica: al comando è la Juventus con 63 punti, Napoli staccatissimo a quota 52, Inter 43, Milan 39 punti, Roma, Atalanta, Lazio 38, poi Torino 34, Sampdoria 33 punti, Fiorentina 32. Nella parte destra della graduatoria troviamo il Sassuolo a quota 30, Parma 29, Genoa 25, Spal 22, poi Cagliari 21, Udinese 19, nella zona rossa troviamo l'Empoli e il Bologna a quota 18, Frosinone 16, chiude la classifica il Chievo Verona a quota 9, era partito, ricordiamolo, con una penalizzazione di 3 punti. La giornata quindi vincono tutti in testa alla classifica, le prime 8 subiscono il pareggio del Napoli e solo un gol su 14. È un campionato dai numeri strani, le prime 4 non hanno grandi dati messi insieme, Napoli ed Inter hanno meno punti di un anno fa, resistono quelle dal quinto posto al 10°, mentre le ultime 3 hanno più punti delle ultime stagioni. Stanno cioè mancando non le fasce medie, ma quelle appena al di sotto. L'Udinese meno 14 rispetto alla passata stagione, il Bologna meno 9, il Cagliari meno 3. La notizia del giorno non sta nei risultati, ma nella facilità con cui sono stati ottenuti. Juventus ha ribadito che il campionato non c'è più, ha giocato a piacere contro un buon Sassuolo senza Dybala e con il suo sostituto Bernardeschi, che è stato tra i migliori in campo. A Bernardeschi manca un po' di solidità fisica, vedi i tanti infortuni e la rabbia del grande giocatore. Il resto è tutto abbondante, è un calciatore con un passo medio, accelerazione e tanta tecnica. Tutta la Juve ha giocato in velocità, il messaggio evidentemente di Max Allegri è stato recepito. L'Atletico Madrid intanto ha perso il derby con il Real, adesso è favorita la Juventus, che in Champions comunque ha perso 2 partite su 6, nessuna invece in Italia su 23. Cresce il Milan intanto che passeggia quasi con un secco 3-0 sul Cagliari. I rossoneri segnano quasi subito grazie ad una sfortunata deviazione di Cepitelli. Il raddoppio di Paquetá chiude praticamente la gara. La traversa di João Pedro nel secondo tempo è stata la mazzata finale per il rossoblù in una gara chiusa dal gol del solito Piatek. Per il Cagliari la terza sconfitta consecutiva, 0 gol nelle ultime 3 gare, in un'altra serata negativa che conferma la grande crisi tecnica. Sabato prossimo forse il confronto decisivo col Parma. Un ulteriore stop per il sodalizio cagliaritano potrebbe costare assolutamente la panchina a mister Maran, con Roberto Donadoni pronto a subentrare per il suo ritorno nell'isola. Infine l'Inter, bello intenso il suo secondo tempo, ma per una diversità finale non bisogna abusare di Spalletti. Quello che può fare finora lo ha fatto. Ora tocca a Marotta dare ai giocatori segnali profondi. La confusione si avverte ancora da lontano, le scelte sembrano ancora fatte alla Moratti. Siete tutti figli miei e la storia è sempre la nostra. In sintesi è accettabile pagare tanto Icardi, ogni anno di più. Non è accettabile che questo crei anarchia. Il gruppo non esiste più nel calcio dei giocatori azienda, parlano tutti solo di soldi. Se sbagli dosi e comportamenti su quelli, salta la squadra. Le grandi società non nascono dai capricci, nascono dai comportamenti sicuri e dagli esempi. Quest'Inter invece sembra ancora ai piedi di Vandanara. Siamo al campionato di promozione regionale, girone A, i risultati della sesta giornata di ritorno. Andromeda San Marco 0-0, Arborea La Palma 1-2, Gono Spanadica Carbonia 0-2, Monteponi Vecchio Borgo Sant'Elia 4-1, Sant'Elena Orrolese 0-2, Selardus Seulo 1-0, Villa Massargia Carloforte 2-0, Villasor Idolo 2-0. Classifica al comando la San Marco Assemini con 50 punti, insegue La Palma quota 48, il Carbonia al terzo posto con 45 punti. Poi troviamo il Villa Massargia quota 34, l'Orrolese 31, Arborea 30, Monteponi 28 punti che risale la classifica,
Selargius 27, Gonos Panadica e Andromeda 26, poi troviamo il Seul a quota 25, Sant'Elena 24, Idolo 22, Zona Rossa, Sant'Elia 21, Villasor 19, Carloforte 6 punti. Cari amici sportivi, analizzando questo campionato di promozione nella giornata che vede la prima sconfitta stagionale della capolista San Marco, il La Palma continua la marcia al secondo posto, regolando un ottimo arborea fra le proprie mura amiche. Il Carbonia da parte sua continua nella sua marcia di avvicinamento alle battistrada con un ritmo forsennato in questo girone di ritorno. Il 2-0 sul difficile campo del Gonos Panadica consente ai biancoblù di rosicchiare 3 punti alle battistrada. Adesso il distacco dal primo posto è di 5 lunghezze. Il cammino è ancora lungo e i minerari con un passo costante potrebbero mettere pressione proprio alle due squadre che finora gli stanno davanti. Per la cronaca, i minerari in vantaggio nel secondo tempo al 65esimo con conto e gol del raddoppio di Mastino al 38esimo. Al termine della partita la squadra festeggia la vittoria con i suoi tifosi organizzati, i briganti sempre presenti in tutti gli stadi della Sardegna. Prossimo appuntamento per i biancoblù mercoledì alle 15 in Coppa Italia allo Zoboli e domenica sempre fra le mura amiche in campionato contro il Villasor. Al termine, cari amici sportivi, di questo appuntamento con lo sport, ringraziandovi per la cortese attenzione, colgo l'occasione dalla redazione sportiva di Media Web TV Europe per augurare a tutti voi una buona serata.